stato un fulmine a ciel sereno proprio, anche perché avendo comunque continuato con i nostri pagamenti normalissimi, bimestrali, non pensavamo proprio che ci potesse arrivare una sorpresa del genere. 23.571,56 euro. Questo l'ammontare della bolletta che i titolari della trattoria Isoletta in centro a Padova si sono visti recapitare lo scorso 10 agosto con scadenza a fine mese. Un conguaglio di più di 2 anni c'è scritto nella lettera. Ma io mi sono presentata all'Enel con la bolletta, chiedendo spiegazioni, e la signora allo sportello mi ha detto: l'unica cosa che possiamo fare noi è rateizzare la sua bolletta. E ho chiesto spiegazioni invano, perché non ho ricevuto niente, che è un conguaglio e basta. Le bollette estive che arrivavano al locale solitamente erano intorno ai 1.000-1.300 euro. C'era stato un rincaro, ci testimonia la signora Patrizia, ma contenuto a circa il 15-20%. Ora una bolletta del genere può mettere seriamente in discussione il futuro dell'attività. Si rischia sì con una cifra del genere, è improponibile, non abbiamo un locale da 200 posti a sedere, è un locale da 40 posti a sedere con dei menù da 13 euro a pranzo, perché facciamo il menù a prezzo fisso, si spende qualcosina in più alla sera, ma per arrivare ad ammortizzare una cifra del genere, sinceramente... I titolari della storica trattoria, aperta più di 34 anni fa in centro, si sono rivolti anche all'Associazione di Consumatori Federcontribuenti, che ricorda che per legge i conguagli non possono andare indietro di più di 2 anni, cosa che invece sembrerebbe successa in questo caso. Elevatissimo. Quando avremo una risposta, signora, considerato che voi mettete una data qui entro e non oltre il 31/8? Mentre stavamo registrando l'intervista con la signora Patrizia, è arrivata però una telefonata dell'Enel che annuncia che il pagamento è stato sospeso per il momento in attesa di un riconteggio. Temporaneamente sospesa la pratica per avere un ricalcolo della bolletta, in sostanza, da parte loro.